Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo subito a Caerano di San Marco per la tragica notizia della morte in culla di un bimbo di appena 17 mesi. Abbiamo in collegamento il nostro Christian Arboit. Buongiorno Christian, a te. Buongiorno Marta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Siamo con mamma Daniela e appunto stiamo registrando il suo dolore, non potrebbe essere altrimenti dopo quello che è successo lunedì mattina con la morte di questo piccolo di 17 mesi, Justin Valentin. Mamma Daniela era con lui in quel momento. Daniela, se la sente di raccontarci cosa è successo. Allora, io faccio la diretta solo per le mamme, perché è successo a me, ma non voglio che succedano anche agli altri. Quando sono piccoli, 6 mesi, 8-9 mesi, capisci meglio che ci può stare che muoiono nel sonno, quando sai che non hanno tanto movimento. Ma quando a 18 mesi perdi un bambino nel sonno, un bambino vivace, un bambino che salta, che si alza, scende dal letto da solo, cambia posizione in tanti modi da solo, allora fai più fatica a capire. Io alle mamme dico, controllateli sempre. Se loro hanno bisogno di stare in braccio a voi, lasciate le faccende e prendeteli in braccio, tenetevi il più possibile. E insomma, è successo che alle 6:30 si è svegliato, chiedeva del papà, gli ho detto il papà non è là perché è andato al lavoro e il fratellino che dorme là. Poi abbiamo svegliato il fratellino, hanno giocato perché di solito giocavano al mattino. Una gioia sentirli sempre giocare. Poi lui si è svuotato una cassetta di giocattoli e si è messo dentro, che faceva sempre questa cosa. Siamo usciti, ho portato il figlio più grande a scuola, siamo tornati, l'ho rimesso a dormire perché era questo l'orario, se si svegliava presto quando tornavamo da scuola voleva dormire, mangiare il latte e dormire. E insomma si è addormentata pancia in su, pancia in giù col sederino in su e l'ho coperto. Poi sono andata, l'ho tolto il piumino, l'ho lasciato perché faceva caldo. Poi quando sono andata a controllarlo, non so, 15-20 minuti saranno stati mentre ho fatto le faccende di casa, aspirare, insomma lavare i pavimenti. Era pancia in giù, col visetto, insomma. Ho aspettato un po', ho visto che non scende, non viene in cucina, sono andata di nuovo a vedere, quando l'ho girato era tutto bianco e insomma... E non respirava? Secondo me no, non respirava perché era tutto bianco. E allora lì signora Daniela ha chiamato i soccorsi? Sì, che sono venuti subito e probabilmente già non c'era niente da fare, però ringrazio perché non hanno voluto dirmi subito che non c'è niente da fare, ma hanno provato tanto a risuscitarlo. Un bambino molto vivace, tanto allegro, tanto vivace, tanto col fratellino insieme che giocavano sempre, ogni sera era un spettacolo in casa nostra, ogni sera era uno spettacolo, sempre cose diverse, sempre giochi diversi, era una gioia guardarli. Signora Daniela, voi adesso chiedete almeno di sapere, non vi accontentate della risposta è una morte bianca, volete che venga effettuata un'autopsia sul corpo di... Non ci siamo mai andati dal pediatra, non ha avuto mai problemi, sì, influenza, un po' di temperatura, qualche tosse, cioè un po' di tosse, ma niente che ci preoccupi, i controlli tutti regolari, tutti bene. Il fratellino più grande mi ha detto una volta il pediatra che aveva un soffio, abbiamo fatto tutti gli accertamenti, anche ai reni, il fratellino più grande, tutti accertamenti,
possibili. I due grandi sono operati tutti e due di adenoidi e tonsilliti. Cioè una mamma capisce quando il figlio bisogna portarlo dal dottore, no? Ma con lui non ci sono stati, anzi eravamo tanto felici che è tanto sano. Signora Daniela, grazie per aver condiviso questi suoi pensieri. Quello che è scritto sul giornale non è vero, perché noi non abbiamo fatto colazione e lui non dormiva nella culla. Io non ho una culla in casa, lui dormiva con me, solo con me. Da quando è nato non ho voluto neanche mio marito che dormisse con noi, perché insomma una mamma sente il suo bambino, no? Magari... Il bimbo dormiva con lei, era sì, nel lettone. Ma tutti e tre sono dormiti con me fino a 5 anni. Lui è dormito con me, dormiva con me ogni sera e io l'ho messo a dormire nel letto, non nella culla, e non abbiamo fatto colazione, dopo l'ho messo a dormire nella culla e poi sono andata via di casa. Non è vero. L'allarme lei l'ha lanciato a che ora? Non lo so, alle 9:30, 10 meno, verso le 10 comunque, sì. Grazie. Questi comunque sono ovviamente dettagli, resta una richiesta forte. Che controllino sempre, anche a 2 anni, anche a 3 anni, che li controllino sempre. E quando posso, insomma, stare lì con loro in braccio, tenerli sempre in braccio, che non succeda agli altri. Signora Daniela, grazie. Potevo fare di più, ma... Marta, da Cairano di San Marco è tutto, ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto. Ecco, grazie naturalmente a mamma Daniela, a tutta la sua famiglia, la nostra vicinanza a fronte di una tragedia così dolorosa. Ci spostiamo ora nel Vicentino, dove una donna incinta è stata investita sulle strisce pedonali. È accaduto in corso San Felice, in città. Fortunatamente la donna è rimasta ferita leggermente, ma il caso allarma i residenti, che puntano il dito contro l'eccessiva velocità delle auto che transitano in questa strada. Sentiamo. Ho saputo dell'incidente, ma però diciamo che ci vorrebbe un po' qualcosa che potesse rallentare anche per la clientela, diciamo, che attraversa, stia più attenta, ma anche l'automobilista che stia più attento alla velocità che sta percorrendo. Attenzione soprattutto che siamo vicini alle scuole anche. Che succede in questo viale? Insomma, è un viale pericoloso secondo lei? Allora, qui nella pista di Monza troviamo delle belle sorprese in tutti i momenti. Allora, c'è chi passa con il cane in braccio guidando la macchina, spesso con il telefonino, quasi sempre con l'auricolare, e poi c'è anche un problema eventualmente di velocità, di non osservanza di quelle che sono le segnaletiche, sia orizzontali che verticali, e la mancanza soprattutto di rispetto nei riguardi degli altri. È pazzesco, proprio non si può attraversare assolutamente. Perché non si fermano, tutti corrono e basta. E le strisce pedonali non interessa niente. Non le rispettano? No, assolutamente. Cosa ci vorrebbe secondo lei? Limite di velocità a 30, però dalla rotatoria di Valle Crispi là in fondo, da là, minimo. Bisogna sempre guardarsi attorno prima di attraversare, perché non si sa mai chi arrivi, questo sì. Lei ha paura a farlo? Sono cauta, sto molto attenta, sì. Su questa strada in particolare è molto veloce? C'è di... No, ma anche perché ce ne sono tante qua di strisce, è pericoloso per gli autisti che devono stare attenti e chi attraversa, ragazzi. È una strada frequentata anche da bambini e quindi sì, ma tutto lo stradone anche in fondo vedo che è abbastanza... quindi sì, bisognerebbe un attimino intervenire su questo, perché vedo che ne stanno succedendo sempre di più, giorno dopo giorno vedo che la situazione peggiora sempre di più, quindi speriamo che aggiustino anche questo lato della nostra città. Non ho avuto esperienza, però ho visto tanti incidenti perché abito proprio qua vicino, sì. Corrono troppo, c'è disattenzione, qual è il problema? Senz'altro sì, corrono troppo. E poi c'è gente che attraversa un po' da sprovveduti e quindi succede.
Quindi cosa devono fare secondo le telecamere? Controlli, rallentare in qualche modo? Ma certamente un po' di tutto devono fare, sì. Ma fare? Pesantemente sotto organico e al centro di una riforma politica che limiterebbe l'efficacia della sua attività. È una denuncia, è un pesante grido d'allarme, quello lanciato a Venezia dai magistrati all'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Veneto. Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2025 della sezione giurisdizionale per il Veneto. Ufficialmente è l'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Veneto, ma quello a cui si assiste a Venezia appare più come il de profundis di un'istituzione che per bocca di chi ci lavora avrà sempre maggiori difficoltà ad assolvere a quel compito di controllo e garanzia della corretta gestione della spesa pubblica per il quale fu fondata nel lontano 1862. Saranno sicuramente tempi piuttosto complicati per la giurisdizione contabile, proprio perché i limiti che vengono posti a questa sono veramente grandissimi e verranno proprio a togliere pregnanza alla funzione della Corte dei Conti in sede giurisdizionale. A motivare affermazioni del genere c'è innanzitutto una mole di lavoro enorme a fronte di una sconcertante carenza di personale. Ci sono 100 magistrati inquirenti in tutta Italia e solo qui nel Veneto in questo momento siamo 5 con quasi 4.000 fascicoli. Secondo una riforma in discussione alla Camera, poi questi pochi magistrati sembrava dovessero essere riorganizzati territorialmente con la soppressione di 15 sezioni regionali di controllo su 21 per accentrare l'attività in 6 sedi macro-regionali, anche se la questione pare essere superata da una nuova proposta. Ci sarebbero queste procure territoriali sostanzialmente dipendenti da Roma, che anche quelle, come dire, tolgono al territorio un ufficio che è radicato da più di 30 anni e francamente forse non è una buona idea. Pur con questo spettro all'orizzonte, a Venezia si parla ovviamente anche di tematiche più locali, come l'appalto di realizzazione delle prime paratie del Mose, l'ipotesi di corruzione nella vendita di beni del patrimonio comunale veneziano nell'inchiesta Palude, questioni riguardanti la superstrada pedemontana o le Olimpiadi di Milano Cortina. Cominciamo col dire che sono tanti amministratori e tante persone oneste che si comportano, diciamo, con legalità e con fatica portano avanti magari opere che sono veramente difficoltose. Se c'è qualcuno che si comporta male va punito, punto e basta. La TAV avanza verso Vicenza, i cantieri stanno per giungere in città nel quartiere Ferrovieri. Il Comune ha affidato uno studio sociologico all'Università IUAV di Vicenza che rivela le preoccupazioni di imprenditori e commercianti. Siamo andati a sentire le preoccupazioni e le speranze dei negozianti divisi tra chi scappa e chi invece cerca di restare. Daniele Garbin con Simone Squarcina. Siamo vicini alla linea ferroviaria Milano-Venezia, in prossimità del quartiere San Lazzaro e il quartiere Ferrovieri, che sono i primi che saranno interessati dall'arrivo dei cantieri della TAV. La preoccupazione dei cittadini: sullo sfondo si vedono il quartiere San Lazzaro, i condomini, quelli che sono occupati dagli inquilini in affitto che non hanno ancora trovato alternativa. Da questo lato invece dei ferrovieri abbiamo anche sentito le voci dei commercianti che sono preoccupati, si interrogano su quello che sarà poi il destino. Alcuni decidono di restare, altri invece approfittano di questa grande rivoluzione per cambiare. Ecco, le preoccupazioni le abbiamo raccolte in un servizio. Io chiuderò a breve. Diciamo che la TAV è solo un implemento, un peggioramento della situazione, perché qui già la zona non è proprio così viva, però sicuramente la TAV darà una mazzata pazzesca. E noi no, nel senso che ho seguito le riunioni, quindi noi in teoria non dovrebbe toccarci tanto, ecco. Quindi per il quartiere? Per il quartiere sicuramente sarà un bel casino. Sicuramente porterà confusione e casino.
Beh, io per quanto riguarda la TAV sono contento che finalmente si cominci il raddoppio ferroviario fino a Vicenza e spero anche fino a Padova. Non ho grosse preoccupazioni perché diciamo che il quartiere Ferrovieri può trarne vantaggio sicuramente per la riconnessione con il resto della città. Io sono un po' così, un po' dubbioso sul fatto di questa linea di autobus elettrici che attraverseranno Vicenza da ovest a est. Vedremo, saranno anni un po' difficili, però dopo si vedranno dei cambiamenti, dei risultati secondo me ottimali. È fiducioso, un po' butta il cuore al di là dello Stato. Sì, dai, sì. Il nostro pezzo di strada di via Vaccari sembra poco interessato a queste problematiche, perché sì, abbiamo il cavalcavia che dovrebbe andare giù, però ci hanno garantito, quelli del fisso delle Ferrovie dello Stato, che prima verrà fatto il sottopassaggio qua più avanti alla zona industriale e anche eventualmente il sovrappasso. Bisogna che i lavori partano, così ci rendiamo conto della situazione come va a finire, perché qua molti commercianti sono indecisi sul da farsi, cosa fare, perché se qua vengono a passare cambio continuamente, siamo rovinati noi qua. Non questo rischio. Esatto, noi siamo rovinati, perché dopo non lavoriamo più. Ancora cronaca, la Marca bersagliata dai ladri, nelle ultime ore svaligiato l'appartamento di un giocatore del Benetton Rugby e a Quinto la villetta della vedova dell'imprenditore Elio Ciabatti. La donna si rivolge al ladro: erano i ricordi di mio marito, non svenderli, riportameli, ci mettiamo d'accordo. Anche l'abitazione di Matthew Gallagher, giocatore del Benetton Rugby e della Nazionale, è nel mirino dei ladri che da mesi stanno flagellando la Marca. I ladri hanno scassinato la porta dell'appartamento del giocatore rovistando nelle stanze, rubando soldi e preziosi. Indagano i carabinieri. Militari dell'Arma, ai quali ha presentato denuncia anche Luciana Fregonese di Quinto di Treviso. I malviventi sono entrati nella notte tra domenica e lunedì nella villetta dove vive, nel centro del paese, praticando un foro su una finestra. La signora dormiva e non ha sentito nulla, la porta della camera da letto chiusa dall'interno proprio per timore dei ladri. I banditi hanno rovistato nelle altre stanze della casa, riuscendo a trovare in una borsa diversi gioielli per un valore di circa 50.000 euro, oltre a parecchia bigiotteria, forse scambiata per oro. La donna è la vedova del noto imprenditore Elio Ciabatti, patron della Cabox, mancato 6 anni fa. Erano i regali che mio marito mi ha fatto in tanti anni di matrimonio, racconta, senza voler essere ripresa dalla telecamera. E quei gioielli, un anello in particolare, erano dei ricordi con un grande valore affettivo. Per questo la signora ha lanciato un appello sui social proprio al ladro: riporta le mie cose, non svenderle, ci mettiamo d'accordo. Quelle cose io non le troverò più in nessun negozio e averle perse è un grande dolore. Ladri che stanno bersagliando anche i comuni vicentini di Colceresa e Pianezze, che tornano a vivere l'incubo. Vediamo. 4 furti nell'ultimo weekend, oltre 10 da inizio anno. Colcerese e Pianezze tornano a vivere l'incubo dei ladri che colpiscono principalmente all'imbrunire, anche se in casa ci sono persone, e che hanno 2 obiettivi precisi: denaro in contanti e gioielli. Abbiamo constatato una ripartenza di questi episodi proprio in queste settimane, sia a Colceresa sia nel comune di Pianezze, tra l'altro più o meno nelle stesse zone, quindi via Villa, via Roma, via Pilastro, poi a Pianezze ad esempio so che è stata colpita via Sandri. Insomma è preoccupante perché insomma abbiamo chiuso il 2024 con un dato preoccupante, sembrava insomma che l'emergenza fosse finita, ma negli ultimi giorni sono ricominciati questi episodi. Come sottolineato dal sindaco Enrico Costa e ribadito dal collega Luca Vendramin di Pianezze, i controlli e l'impegno delle forze dell'ordine continuano ad essere incessanti, ma non basta. Proprio ieri ho scritto in prefettura, ho coinvolto comunque anche la stazione locale dei Carabinieri, che ringrazio perché stanno facendo un lavoro enorme sul territorio e anche i cittadini lo percepiscono. Comunque so che la questione è sul tavolo del prefetto e immagino insomma abbiano già preso delle contromisure necessarie, e ringrazio per la disponibilità proprio la prefettura di Vicenza, perché ha preso in mano subito la situazione e noi
non l'ha, diciamo, sottostimata, anzi. Le ipotesi sul tavolo degli inquirenti sarebbero due: potrebbe trattarsi di bande mordi e fuggi che, complice la comodità della pedemontana, arrivano in zona e poi facilmente fanno perdere le loro tracce. Oppure si tratterebbe di criminali del posto che agiscono, si fermano per brevi periodi e poi tornano a colpire conoscendo bene il territorio. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo ora una pagina dedicata alla cultura. Abbiamo in collegamento, e la ringrazio per essere con noi, la scrittrice padovana Adriana Angoletta. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Benvenuta. Allora, è da poco uscito il suo ultimo libro, il sesto, un romanzo che si intitola Temporali estivi e rappresenta un viaggio alla scoperta di sentimenti ed emozioni che i lettori scoprono attraverso una serie di storie e di racconti, 11 per la precisione. Ma prima di iniziare a parlare del libro, vorrei parlare della sua attività. Lei infatti nasce non come scrittrice, ma lavorando nel mondo dell'arte. Com'è nata dunque questa sua passione per la scrittura? Sì, io nasco come storica dell'arte e ho organizzato oltre 100 mostre in 30 anni di attività in tutta Italia e dalla storia dell'arte ho avuto molto, è stata un'esperienza molto bella, molto lunga, e dopo 30 anni ho deciso di chiudere la porta delle mostre e aprirne una nuova, quella della scrittura, appunto. E mi è sempre piaciuto scrivere fin da piccola. Ho cominciato con il primo romanzo, ho visto che bene o male suscitava abbastanza interesse nel pubblico, quindi sono andata avanti e adesso non mi fermo. Ecco, la sua esperienza di vita, come questa sua esperienza precedente nel mondo dell'arte, in che modo hanno influenzato la sua scrittura? Ma l'hanno influenzata perché ogni tipo di arte prevede una sensibilità particolare. Tutte le arti, diciamo, sono emotive, scatenano emozioni, quindi sia quando facevo le mostre mi godevo i quadri e vivevo in un ambiente, insomma, molto stimolante. Scrivendo invece le emozioni le racconto, quindi cerco di indagare l'animo umano perché mi piace far capire al lettore che oltre al mondo fisico, oltre al nostro fisico, esiste. Abbiamo anche un mondo, diciamo, interiore, un mondo che riguarda sentimenti, sensazioni, emozioni, che è altrettanto importante quanto quello fisico. A me piace descriverlo, ecco. Peraltro Riccardo, che è il protagonista del suo ultimo romanzo, Temporali estivi, appunto, è un personaggio complesso. La sua vita si trova ad una svolta proprio grazie alla lettura di alcuni racconti, quindi c'è anche questo ruolo, no, della letteratura e della scrittura che entra nel personaggio protagonista del romanzo. Sì, Riccardo è il protagonista della storia, che poi comprende gli 11 racconti, riceve questi racconti da uno sconosciuto tramite un'email. Li riceve e lui, da uomo rude, da uomo non rude, da uomo realista, pragmatico e molto razionale, con la lettura dei racconti, io amo dire la frase, ammorbidisce il suo cuore, cioè capisce che non ha mai considerato abbastanza importanti quelle emozioni, quelle sensazioni, la sfera di quello che succede dentro di noi, piuttosto di quei fatti che sono la vita reale. E piano piano non è che la lettura lo cambi, però modifica il suo modo di vedere le cose.
Ecco, nel romanzo, ne accennava lei poco fa, c'è anche appunto molto spazio ai sentimenti, molto spazio alle emozioni, e ognuno di questi 11 racconti si focalizza appunto su un'emozione, su un sentimento. Sì, esatto. Ho cercato di focalizzare l'attenzione del lettore, perché in ogni racconto trovasse un sentimento o uno stato d'animo o un evento che tutti noi proviamo, abbiamo provato nella vita o proveremo. Quindi troviamo l'amore, troviamo il riscatto morale, troviamo purtroppo anche la morte di un genitore piuttosto che di un amico, troviamo l'abbandono, che può essere tra uomo e donna, può essere tra varie categorie di persone, troviamo la rabbia. E ogni racconto, diciamo, la storia di ogni racconto ruota intorno a un sentimento nel quale tutti i lettori si possono ritrovare. Temporali estivi, da dove nasce questo titolo? Nasce dal fatto che i racconti sono brevi e intensi come i temporali che vengono d'estate, quindi è la natura dei racconti. Allora, lei l'abbiamo presentata in apertura di questo collegamento, scrittrice padovana, ma con un legame fortissimo con la montagna, con Cortina, con Lampezzo, insomma, di dove è originaria la sua famiglia. Che spazio ha quindi la montagna nella sua vita e ovviamente nella sua scrittura? La montagna è sempre stata presente nella mia vita perché appunto i miei genitori sono nati in montagna, e a Cortina ho mezzo paese di parenti, sono tutti lì, ho la casa, sono stata fortunata perché è un posto meraviglioso, è la conca più bella del mondo e le Dolomiti sono le montagne più belle del mondo, come poi ha decretato anche l'UNESCO. Ma io ho avuto un rapporto proprio viscerale da quando sono piccola. Da quando ho 5 anni io cammino tra quelle montagne, ho sciato tra quelle montagne e devo dire che è stato mio padre ad avvicinarmi e a trasmettermi l'amore per loro e in tutte le stagioni, e poi mi sono anche sposata e anche mio marito ha avuto grande importanza nel continuare a frequentare la montagna, Cortina, e a godere di tutto quello che dà, e dà tanto. E che spazio ha, e se è così, insomma, come ha influenzato la sua scrittura? L'ha influenzata perché la montagna ha dei valori che mi ha trasmesso, prima di tutto la tenacia, la voglia di provare, la capacità di avere pazienza, di affrontare, diciamo, dei rischi, delle situazioni anche non piacevoli. Mio padre mi ha allevata dicendo sempre che non ci si doveva lamentare, non si doveva avere freddo, non si doveva avere caldo, non si doveva avere nessun, diciamo, non bisognava essere deboli, ecco. Mi ha insegnato a essere forte, e io con i libri farò quello che si fa in montagna quando si vuole arrivare in cima, un passo dopo l'altro, piano, lentamente, ma salendo sempre verso la vetta. Quindi non posso che chiederle quali sono gli altri progetti che ha nel cassetto. Progetti nel cassetto ne ho diversi, un altro romanzo che sto scrivendo, è completamente diverso, con un argomento dove dentro c'è sempre la montagna, però è un argomento, diciamo, è un racconto unico, ecco, non ci sono le storie come in Temporali estivi. E poi ho in progetto un libro fotografico molto bello che dovrebbe uscire entro l'anno. Io scriverò i testi e ci sarà chi farà le
l'impianto fotografico, il servizio fotografico, ma soprattutto il mio romanzo diciamo vedrà la luce diciamo fra 5-6 mesi, ecco. Ho buttato giù la prima stesura. Io non mi fermo, poi vediamo come va. Allora io la ringrazio davvero per essere stata con noi. Temporali estivi, l'ultima fatica di Adriana Angoletta, scrittrice padovana, ma insomma l'abbiamo sentito con questo fortissimo legame con tutta la nostra terra veneta, in particolare con la montagna. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro. Io ringrazio voi e chi ha ascoltato, grazie mille. Grazie ancora. Allora, a proposito di cultura, tra pochissimo noi dovremo collegarci con la nostra Anna De Roberto, che assieme a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica sta seguendo al Teatro Comunale di Treviso la presentazione evento della grande mostra curata da Linea d'Ombra di Marco Goldin, che si terrà a Santa Caterina tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. La presentazione è in corso, quindi tra poco vedremo di collegarci con il Teatro Comunale. Nel frattempo continuiamo con la politica, per tornare a parlare del caso delle intercettazioni tra i telefoni che sono stati intercettati, anche quello del cappellano a bordo della ONG Mediterranea e quello della parlamentare democratica trevigiana Rachele Scarpa, che sono stati appunto intercettati dal sistema di spionaggio. Atto gravissimo, dice la deputata. Sentiamo. Indirettamente è poco ma sicuro che sia avvenuto questo nel momento in cui sono stati intercettati anche gli attivisti Beppe Caccia e Don Matteo Ferrari. Ci sono anche i messaggi della deputata trevigiana Rachele Scarpa, tra quelli finiti nella rete degli italiani spiati dallo spyware militare dell'azienda israeliana Paragon. Si tratta di scambi avuti con Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della ONG Mediterranea Saving Humans, con cui Scarpa, in virtù del suo lavoro, ha continui scambi. Come molti parlamentari, infatti, c'è la completa reperibilità nel momento in cui viene intercettato un barcone in difficoltà. Le ONG, che hanno una rete dove ricevono segnalazioni molto, molto capillare di prassi quando c'è una situazione del genere, inoltrano questa segnalazione ai parlamentari che sollecitano attraverso i loro canali l'intervento della Guardia Costiera italiana. E questo significa che se il loro telefono è stato intercettato e spiato, anche quelle conversazioni inevitabilmente sono state oggetto di questa attività di spionaggio, in apertissima violazione dell'articolo 68 della Costituzione. A questo proposito è stata presentata dalla deputata un'interrogazione parlamentare. Intendo anche mettere sotto il vaglio e verificare il mio dispositivo. Sono stata anche molto attiva io quest'autunno su diversi temi sensibili, sull'immigrazione in particolare rispetto ai CPR in Albania. Rispetto a questo mio viaggio, insomma, ho ricevuto anche degli attacchi piuttosto diretti, ho ricevuto attacchi frontali, diciamo, da tutta Fratelli d'Italia in quella fase delicata in cui ero fisicamente in Albania, e mi chiedo se questo, sai, con il senno di poi, alla luce di tutto quello che sta accadendo, ovviamente mi desta un po' più preoccupazione. Andiamo ora al Teatro Comunale di Treviso. Ecco, vedo che sta parlando Marco Goldin, curatore della nuova grande mostra che ne segna il ritorno a Treviso. Sentiamo le sue parole. Adesso, come sempre, la cosa più importante è di fare bene le cose dal punto di vista della curatela scientifica e tutto ciò che riguarda i quadri. Poi naturalmente si comincerà a pensare anche al resto. C'è un cronoprogramma di avvicinamento? Sì, l'intenzione è quella di fare certamente una grande serata, però stiamo assieme al sindaco cercando di capire dove, perché è presumibile che sia una conferenza stampa, sono venute 700 persone, sapendolo 24 ore prima, è presumibile che se prepari le cose per bene, insomma, serve un posto molto, molto grande, che a Treviso non esiste, quindi capiremo. Quello che vorrei fare, anche qui però,
limitando gli ingressi. Naturalmente quello che vorrei fare potrebbe essere, cosa che ho già fatto anche in altre circostanze, un ciclo magari di 3-4 lezioni di approfondimento su alcuni dei temi della mostra, però anche quello, se li mettiamo così liberamente per la partecipazione della gente, c'è il rischio che vengano 1000 persone, quindi nuovamente non sai dove, quindi vediamo. Certamente nel modo organizzativo più giusto che troveremo, certamente faremo qualcosa, sicuro. Perché cominciare con Diebenkorn? Posso dire che da 3 motivi. Il primo è perché c'è questo quadro meraviglioso di Diebenkorn all'interno di questa collezione e quindi naturalmente dobbiamo sempre considerare che io ho potuto lavorare con le opere di questa collezione. Il secondo è un motivo di natura strettamente personale, ma la mia attività di curatore è sempre stata molto personale, perché Diebenkorn è un pittore che adoro, letteralmente non amo, adoro, e in lui sento veramente tutti i canoni della modernità, e siccome voglio molto raccontare la modernità e la contemporaneità in questa mostra, mi sembrava il punto di partenza perfetto. Il terzo motivo è perché sento questa vicinanza per me assoluta, in modo diverso naturalmente, con l'opera di Van Gogh, come ho spiegato, e quindi attraverso il punto di vista cromatico tra il giallo e l'azzurro tutto questo si evidenzia. Non voglio che insomma i tempi della storia all'interno della pittura siano slegati tra loro, ma siano sempre collegati. Mi sembrava perfetto partire quindi con Diebenkorn. Riusciamo a fare una diretta per Antenne 3 se i colleghi hanno terminato? Posso? Certo. Grazie. Ecco, allora forse la collega Anna De Roberto, non so se ci sta sentendo. Anna, mi senti? Sei già in diretta, siete già in diretta dal Teatro Comunale di Treviso, dove appunto Marco Goldin ha appena svelato quelle che saranno le caratteristiche di questa nuova grande mostra evento che si terrà a Santa Caterina alla fine dell'anno. Adesso in qualche giorno saremo pronti a mettere fuori il tariffario. Quello che sappiamo è che da 20 minuti, questo non l'ho detto perché mi dispiaceva rompere il lato un po' spirituale della cosa, da 20 minuti sono in vendita per festeggiare questo ritorno sul nostro sito 1000 biglietti aperti, biglietti open, e quindi fino a esaurimento e comunque non oltre la mezzanotte di domenica, e quindi questo è un modo per festeggiare il nostro rientro a un prezzo ovviamente molto conveniente. Il tariffario si può dire qualcosa? Il tariffario no, non è ancora pronto, quindi non posso. Marco Goldin è in onda su Antenna 3, le abbiamo fatto un blitz, ma in realtà era anche un po' per ascoltare le sue parole. Questo evento, all'interno dell'evento lei ha scelto il Teatro Mario del Monaco, sono arrivate 700 persone oggi per ospitare questo lancio, ed è una mostra che parla molto di sé, di lei, della sua storia, anche come studente, come grande amante dell'arte, e la scelta, raccontiamo ai nostri telespettatori, di partire dalla fine per andare a ritroso, con un cammino che parte dall'astratto per tornare alla pittura più figurativa. Come mai? Ma avevo voglia di fare un percorso diverso per rendere immediatamente percepibile al visitatore, quando entrerà a Santa Caterina, il dato della contemporaneità, della storia e della pittura. Quindi più che partire, come sarebbe sembrato logico ovviamente dal punto di vista storico-artistico, dalla metà dell'Ottocento, ho scelto di partire invece proprio dagli ultimi decenni del Novecento, e in un percorso, in un vero e proprio viaggio, che credo si sia capito questa mattina qui al teatro, in un vero e proprio viaggio a ritroso, partendo da questo pittore americano che a me piace da matti, che si chiama Richard Diebenkorn, che spero che i trevigiani e non solo i trevigiani possano cominciare a conoscere a partire dal prossimo mese di novembre. Si tornerà indietro per far capire, anche attraverso alcune piccole cose, per cui l'anno 1922 in cui succedono delle cose particolari così a Parigi e non solo, si possa tornare indietro e capire come tutto questo itinerario storico-artistico possa vivere e valere con capolavori a profusione. Che effetto le fa tornare a casa? È sempre un bel effetto per una persona molto sentimentale come sono io, e quindi no, è molto bello, ed è davvero
aver convocato una conferenza stampa 24 ore fa e avere riempito di 700 persone il teatro, per me è una cosa che non mi sarei mai aspettato, poi la pioggia e tutto, quindi veramente incredibile. È stato carino all'inizio, no, della conferenza stampa, quando anche lo stesso sindaco Mario Conte ha detto non abbiamo litigato con Marco Goldin, hanno provato a, come dire, sviscerare qualche retroscena in merito magari alle tante polemiche che possono essere apparse sui giornali. Qual è la verità? No, ma non mi interessa, me l'hanno chiesto in tanti, ma proprio siamo qui per parlare del presente e possibilmente anche del futuro, e devo dire che non mi ricordo più niente, sono solo preso dalla bellezza dei quadri e basta. Quindi si guarda avanti. Come sempre. Grazie Marco Goldin, grazie. Allora, da Teatro Mario del Monaco è tutto, avete sentito cosa ha detto, e poi è stata una lezione magistralis davvero molto interessante, perché sono state presentate una ventina di opere delle 61 che saranno presenti a casa a Museo Santa Caterina. Perché ho detto Museo Santa Caterina? Perché per la prima volta non sarà Casa dei Carraresi ad ospitare le mostre di Goldin, quelle che hanno portato migliaia di persone a visitare la mostra, ma questa volta Museo Santa Caterina. Lasciamo spazio ai fotografi e restituiamo la linea da Treviso. Grazie Anna De Roberto, con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Noi ora andiamo a Belluno per il sopralluogo della delegazione del CIO ieri al cantiere di Ronco a Cortina, dove si sta appunto realizzando la nuova pista olimpica da bob, slittino e skeleton. L'82% dei lavori per la costruzione del nuovo impianto per il bob, slittino e skeleton a Cortina è stato completato. La parte restante sarà pronta per la fine di marzo e già gli atleti delle federazioni internazionali delle specialità stanno affilando le lame per i test di preomologazione. La data fissata è quella del 24 marzo prossimo. Prima toccherà agli slittinisti e poi a seguire i campioni del bob e dello skeleton a testare la pista. Ma già si sa che l'entusiasmo è alle stelle. Al sopralluogo di 20 giorni fa, Karl Damian, coordinatore tecnico della FISI per la disciplina dello slittino, Armin Zögler, ex campione cannibale della specialità, e l'olimpionico Walter Pleichner ai nostri microfoni non avevano trattenuto l'emozione. Sarà la pista più bella intorno al mondo, vedrà. La pista è bellissima, secondo me. Secondo me è una pista, diventa una pista una dei migliori del mondo. Entro questa settimana si procederà alla prima ghiacciatura di alcuni tratti della pista, che dovrà essere tassativamente completata entro il prossimo 15 marzo. Non avevo dubbi sul buon andamento del cantiere, le parole del commissario di governo Fabio Saldini, pubblicate nel sito di Simico al termine del sopralluogo della delegazione CIO. Prosegue la nota: abbiamo trattato delle fasi di preomologazione in vista di marzo, proseguiamo con ottimismo, giovedì accenderemo l'impianto di refrigerazione, cuore pulsante della pista. Accantonati ma solo temporaneamente i patemi d'animo causati dal presunto sabotaggio durante la prima serata di giovedì scorso, oggi è stato il tema della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro nei cantieri delle opere e delle infrastrutture legate ai Giochi 2026 al centro di una intesa sottoscritta al Viminale, perché pare di capire che il rischio di situazioni di opacità e illiceità continuino ad essere dietro l'angolo, e per la capo del gabinetto del Viminale, prefetta Maria Teresa Sempreviva, è necessario affrontare eventi così importanti come le Olimpiadi Milano-Cortina con i giusti anticorpi. Siamo nelle giornate ormai clou del Carnevale, domani giovedì grasso, tutto pronto anche in Veneto, a Venezia, per l'invasione del giovedì grasso, poi del fine settimana e la grande chiusura del martedì grasso. Intanto Antonia Sauter apre alle telecamere il suo atelier da sogno in piazza San Marco per ammirare le bellezze delle sue creazioni. Vediamole insieme. Elemento che non deve mancare è sicuramente la capacità di andare al di là degli schemi. Questo è perché questo è il Carnevale, un po' la trasgressione. Questo deve essere l'approccio per entrare nel Carnevale dedicato a Giacomo Casanova, parola della grande stilista veneziana ideatrice del ballo del Doge e delle serate al Casino, Antonia Sauter.
Le sue creazioni sono ispirate ai personaggi e alle regine della Serenissima, alle fiabe, alla fantasia, realizzati con tecniche artigianali, in preziosi velluti, brocati, inserti preziosi a disposizione nel suo atelier da sogno in Piazza San Marco. Piazza San Marco perché la Piazza San Marco è il palcoscenico ideale di questo nostro carnevale. Quest'anno è stato realizzare un sogno, perché in realtà tutti i miei costumi, che sono testimonianza di questi anni di gioia, di lavoro gioioso e giocoso, sono qui a rappresentare questi più di 30 anni di lavoro e di grande passione. Sabato, nella splendida location della Scuola Grande della Misericordia, il sogno del carnevale andrà in scena al Ballo del Doge, il primo in maschera che ha riportato in auge l'atmosfera sfarzosa dell'aristocrazia veneziana durante la Serenissima, giunto alla 32esima edizione. Quest'anno ho messo in scena la mia ossessione. Perché? Perché Carnival Couture è come una grande parata, una grande sfilata di moda. Il grande valore del carnevale è proprio questo, tutto il lavoro che c'è dietro, perché mi piace far capire al mondo, mostrare al mondo che noi in fatto di carnevale siamo davvero i migliori. Omaggio alle donne allo sport al Giro d'Italia che quest'anno passerà per Vicenza, tante le celebrazioni per l'8 marzo che si stanno preparando appunto nel capoluogo berico, con una serie di eventi che spaziano appunto dagli spettacoli alla musica e anche allo sport. Sarà lo sport il tema conduttore del calendario, con oltre 40 eventi che si snoderanno dal 28 febbraio al 29 marzo, promosso in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna che ricorre l'8 marzo. Si alterneranno incontri di approfondimento, mostre, presentazione di libri, concerti e laboratori e iniziative sportive legate anche al mondo della bicicletta, in occasione dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia ospitato a Vicenza quest'anno. Partirà infatti da Piazza dei Signori la Vicenza in rosa, inserita nella Vicenza Running Week. Quest'anno arriva il Giro d'Italia anche a Vicenza e ci sembrava bello fare un approfondimento. L'8 marzo abbiamo oltre 40 eventi che spaziano veramente per tutti i gusti, l'età, le possibilità. Invitiamo a leggerli tutti, a partecipare, però ci sembrava allo stesso tempo bello cominciare ad approfondire, perché anche lo sport è un tema in cui le donne hanno raggiunto risultati, ma c'è ancora sempre molto lavoro da fare sui compensi, gli sponsor, i luoghi adatti o meno adatti, i manager, le manager, ecco. Quindi ci sembrava bello dare anche questa possibilità quest'anno, approfondire il tema per l'8 marzo delle donne nello sport. E prima di chiudere questa edizione vi ricordo l'appuntamento questa sera su Antenna 3 con il grande calcio che torna in diretta, in esclusiva sulla nostra emittente, con le semifinali di Coppa del Re, i protagonisti più grandi campioni del calcio spagnolo. Dopo lo spettacolare 4-4 tra Barcellona e Atletico Madrid, questa sera alle 21:30 in diretta la sfida tra Real Sociedad e Real Madrid, un appuntamento dunque da non perdere stasera su Antenna 3 dalle 21:30. È tutto dunque per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Buon pomeriggio.